Bentrovati. Molti sono preoccupati dell'astensionismo record alle recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Non era mai successo in Italia che in un'elezione importante come lo sono le regionali votino, come nel caso emiliano, meno del 38%. Nemmeno negli Stati Uniti, un paese in cui storicamente le percentuali dei votanti è sempre molto bassa, si verificano percentuali simili. Naturalmente le analisi sul voto di domenica scorsa sono state molte e diversissime, come la dichiarazione di Matteo Renzi, data a caldo e che mi pare sia la dimostrazione plastica di quanto il nostro Presidente del Consiglio sia distante dal mondo reale. La bassa affluenza era un dato largamente atteso, la nostra forchetta era tra il 40 e il 44%, alla fine quello che conta è che comunque vinciamo noi. Nonostante tutto e tutti abbiamo vinto 2 regioni su 2. Certamente l'enorme astensione al voto non inficia il risultato. Il mandato di rappresentanza per i candidati vincenti del PD è pieno, così funziona la democrazia. Comunque un Presidente del Consiglio responsabile non può minimizzare l'estremo disagio sociale che questo voto esprime. Renzi imputa questa astensione alle indagini giudiziarie sulle spese folli che hanno coinvolto 41 consiglieri su 50 del vecchio Consiglio regionale e naturalmente alla CGIL della Camusso e di Landini. Mentre il Paese è in piena crisi economica e sociale quasi irreversibile, lui continua imperterrito con la strategia fatta di slogan e di battute da cabaret. Insomma, Matteo nostro sembra viva su Marte e nessuno del suo cerchio magico ha voglia o coraggio di farlo rientrare con i piedi sulla terra tra i comuni mortali. Ma quando stava scalando il potere che conta, le sue posizioni sulle astensioni al voto erano totalmente diverse e con alcune sue vecchie dichiarazioni riportate dal Fatto Quotidiano. L'astensione è la vera vincitrice delle elezioni, il partito di maggioranza relativa in questo paese ed è il partito di chi si astiene o vota scheda bianca o nulla. Su questo dobbiamo riflettere. Elezioni regionali del marzo 2010 quando segretario del PD era Bersani. Poi alle regionali del 2012 in Sicilia dove il PD aveva quasi dimezzato i voti ma vinse comunque, sempre Renzi dichiarò: chi gridasse al trionfo e stappasse champagne farebbe un errore. Abbiamo vinto, però c'è stata un'astensione strabiliante che supera la maggioranza assoluta e il PD quasi dimezza i suoi voti sulle ultime regionali. E alle elezioni comunali del maggio 2013, vinte dal Partito Democratico con segretario Epifani, disse: il PD ha eletto sindaci ma un sacco di gente non è andata a votare, l'astensione fa paura, dobbiamo recuperarlo, abbiamo fatto il sorpasso in retromarcia, c'è stata un'altissima astensione, abbiamo perso meno degli altri ma decine di migliaia di voti sono andati via. Non è importante che poltrona occupi ma avere idee, mi piace la politica come passione e coinvolgimento, è il modo per dire alle persone che sono state a casa: venite a darci una mano. Oggi che si sente il padrone del paese, dopo le elezioni in Emilia, Romagna e in Calabria, dove l'astensione, voglio ricordare, è stata rispettivamente del 62,3% e del 56,2%, dichiara senza arrossire: 2-0 netto, la non grande affluenza, evidentemente che a me l'astensione oggi gli sembra brutto, è un elemento che deve preoccupare, ma è secondario. Che se ne dica, oggi non tutti hanno perso, chi ha contestato le riforme può valutare il suo risultato. Negli ultimi 8 mesi ci sono state 5 elezioni regionali e il mio partito ha vinto 5-0 netto. Oggi una qualsiasi persona normale dovrebbe essere felice per questo. Perdere in Emilia-Romagna e in Calabria 769.000 voti diventa un dettaglio per chi crede ancora che con gli slogan e gli annunci si possa governare un paese in stato comatoso. Come la dichiarazione di oggi durante la visita alla scuola di polizia tributaria, in cui parlando dell'evasione fiscale ha detto con voce tonante: il tempo dei furbi, degli evasori fiscali è finito, ma non ha detto una parola su cosa fare per raggiungere questo scopo, ad esempio con delle nuove leggi sul falso in bilancio, sull'autoriciclaggio o sulla prescrizione, che servirebbero a rendere tollerabili l'evasione e l'elusione fiscale, ma che Alfano e Berlusconi, con i quali Renzi governa, che piaccia o no, vedono come la muleta rossa del torero. Per cui questa dichiarazione è solo l'ennesimo slogan ad uso e consumi dei boccaloni che credono agli asini che volano. E chiudo con una massima di Abramo Lincoln che qualcuno dovrebbe ricordare a Matteo Renzi: potrete ingannare tutti per un po',
Potrete ingannare qualcuno per sempre, ma non potrete ingannare tutti per sempre. Ci vediamo giovedì prossimo. Potrete ingannare tutti per sempre. Ci vediamo giovedì prossimo.